in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali alla rubrica Sportello Pensionati. Vi ricordo fin dall'inizio della trasmissione che se volete intervenire potete chiamare allo 0432 57 3517 oppure, scusate, inviare sms al 351 57 05 687 e vediamo chi sono i nostri ospiti questa sera in studio. Con noi comincio dalla mia sinistra, Angelo Zanello, che è agente sociale dell'FNP CISL del Codroipese. Buon pomeriggio. Alla mia destra Ivano Monguzzi, coordinatore sociale dell'FNP CISL di Tricesimo. Buonasera. Con chi cominciamo? Perché sapete che ogni volta all'inizio della trasmissione magari i nostri ospiti danno degli annunci importanti, vi ricordano delle date, insomma, no? Gli impegni che sono prossimi, date che non vanno dimenticate. Questa volta cominciamo con Angelo Zanello e parliamo subito dell'assegno unico per i figli. Sì, mi sembra quasi doveroso, importante cominciare con questo, diciamo, con questa possibilità che comincerà con il 1° di luglio, che si chiama assegno unico per i figli. È da qualche anno che il sindacato si sta battendo assieme alla parte governativa per questo, diciamo, per questo decreto. È un decreto ponte che è già in gazzetta ufficiale. Naturalmente mancano tutti i decreti attuativi che verranno esibiti dall'INPS entro fine mese. In linea di massima cosa dice questo assegno unico? Dice che tutte le famiglie, parliamo sempre di famiglia, che hanno dei lavoratori autonomi oppure disoccupati, in definitiva che non percepiscono gli assegni familiari, possono far domanda per ottenere questo assegno unico, praticamente già dal 1° di luglio. Naturalmente ci sarà un periodo di tempo per fare domanda, servirà sicuramente l'ISEE, un periodo di tempo che verrà definito molto probabilmente in 3 mesi, fino a settembre, e poi sarà retroattivo per quanto riguarda diciamo, la possibilità di prendere questi assegni. Ecco, per cui poi dal 1° gennaio 2022 questa possibilità, diciamo, dell'assegno unico verrà esteso a tutte le famiglie con figli a carico. L'altra novità è che chi già percepisce, i lavoratori che già percepiscono gli assegni familiari, diciamo questi verranno in qualche maniera maggiorati fino al 31 dicembre. Questo è quello che fino adesso sappiamo, però come dico aspettiamo le linee guida anche per avere notizie più precise. Quanto sarà questo assegno unico? L'assegno unico diciamo che sarà in base al numero di figli, fino a 2 figli sarà lo stesso e con l'avvento del 3° figlio aumenterà. Andrà da un minimo di 30 euro al mese a un massimo di 217 euro al mese per famiglie con almeno 3 figli a carico. Perché questa differenza? Questa differenza è sicuramente in base all'ISEE. L'ISEE che partirà da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Inizialmente si diceva che anche sopra i 50.000 euro ci fosse qualcosa, in realtà sopra i 50.000 euro avviene azzerato. Questo è un po' se una famiglia ha figli con disabilità ci sarà un ulteriore aumento di 50 euro al mese. Per cui, come dicevo prima, aspettiamo le linee guida entro fine di questo mese per avere... Quindi notizie dall'INPS in sostanza, esatto, perché esatto. È l'INPS che dà le direttive, esatto, che dà le indicazioni. Diciamo che l'ultima cosa, quello che premevo dire, è che tutte le persone che non percepiscono adesso gli assegni familiari, cioè praticamente gli autonomi,
autonomi, quelli che hanno partita IVA e i disoccupati che non li percepiscono, attenzione, perché chi ha gli assegni familiari, per esempio gli assegni familiari normali, quelli li percepiscono, per cui quelli proprio che non li percepiscono. Direi che anche per esempio i percettori di reddito di cittadinanza possono rientrare ad avere questo beneficio. Ecco. Questo è quanto, comunque Sì. siamo a disposizione per ogni delucidazione e vi aspettiamo a fare l'ISEE naturalmente solamente per queste persone e non per tutti. Ecco. Ecco, se tu hai concluso io passerei la Sì, parola prego. a questo punto a Ivano per parlarci dello sblocco appunto dei licenziamenti e le possibili modalità a partire dal 1° luglio, quindi fra pochi giorni, no? Sì, diciamo che tra l'altro bisogna dire che in questo momento, in questi giorni, Sì. è in corso un confronto abbastanza importante Certo. tra CGIL, CISL-UIL e il governo proprio per cercare di trovare una soluzione. Quello che noi pensiamo unitariamente, quindi non è solo una posizione della CISL, è quello che lo sblocco dei licenziamenti non è una cosa che si possa discutere senza aver prima deciso assieme al governo qual è il piano di riforma degli ammortizzatori sociali, Sì. ma soprattutto una cosa che molto spesso viene sottovalutata da chi ragiona in termini generali di questo aspetto, o magari in termini un po' troppo ideologici, che senza politiche attive del lavoro lo sblocco dei licenziamenti rischierebbe di creare una situazione nel nostro Paese di difficile governabilità anche sotto il profilo delle tensioni sociali, dei problemi, perché ci troveremo di fronte a questa cosa. E questo è un aspetto. Il secondo è che le aziende che chiedono di sbloccare qualche volta si dimenticano che per esempio anche nelle ultime cose che il governo sta vedendo assieme a noi, al sindacato, per esempio la cassa integrazione che rimarrebbe per le persone che non vengono licenziate non costerebbe più nulla all'impresa e quindi in questo senso diventerebbe solo un aspettare che si possa anche arrivare, perché prima o poi si arriverà, però con una scelta, con delle politiche attive del lavoro che permettono alle persone di fare percorsi per essere ricollocati, perché il problema è quello, è non rimanere comunque disoccupato. Quindi il discorso almeno diciamo fino a ottobre noi pensiamo che si debba rimanere, poi se nel frattempo prima di ottobre si riuscirà a trovare queste soluzioni si potrà incominciare a vedere la cosa, però per il momento la posizione di CGIL e CISL è quello che il blocco deve rimanere. Continuiamo ancora a dare indicazioni, no? Sì. Perché mi pare che Angelo debba parlare del Fondo per l'autonomia Sì, possibile. sì, Ci sì. sono novità in vista? Ma, diciamo, non parlerei proprio di novità quanto volevo specificare diciamo, l'utilità del Fondo per l'autonomia possibile che è il FAP, Sì. perché molti miei colleghi diciamo, nelle varie sezioni mi dicono che molte persone ancora non conoscono questa possibilità, questi aiuti che possono venire da parte diciamo, dall'assistenza domiciliare. E posso dire questo, che questi contributi che sono derivati dal FAP, vengono dati per sostenere la permanenza di persone anziane non autosufficienti in casa, in modo che diciamo, non debbano uscire di casa e andare per esempio nel caso di riposo o in qualche altra parte. Questo è il punto. Per cui volevo segnalare che ci sono due principali assegni. Il primo si chiama APA, cosiddetto come acronimo, è l'assegno per l'autonomia a favore di persone con grave autosufficienza e dei familiari che se ne prendono cura. Diciamo, avendo la persona interessata, praticamente l'anziano non autosufficiente, un ISEE non superiore a 30.000 euro, ecco che ne ha diritto e questi sostegni possono essere di circa 1.500 euro a un massimo di 6.000 euro all'anno per la generalità dei casi e fino a 6.800 euro come massimo per le gravi demenze. Questo è il primo punto.
Il secondo è quando la persona anziana non autosufficiente ha bisogno di avere una persona che l'accudisca in casa, tipo avere una badante. Ed ecco che in questo caso i sostegni aumentano sempre con una soglia di ISEE di 30.000 euro come prima. I sostegni però vanno da un minimo di 2.760-2.700 euro all'anno a un massimo di 10.920 che aumentano fino a 12.000 euro per le gravi demenze. Ecco, sapere che c'è questo aiuto che il FA inserito. Però c'è un limite, chiaramente, cioè bisogna sempre seguire l'ISEE anche in questo caso. Sì, un ISEE massimo di 30.000 euro. Ecco, la novità, insomma, è un qualcosa che noi sappiamo, però che non tutti possono sapere, è che il contratto di lavoro può essere fatto anche a favore di un familiare, per esempio un figlio o un familiare può fare un contratto di lavoro a favore, diciamo, della madre non autosufficiente o quant'altro. Questo è molto importante. Ecco, volevo segnalare questo perché effettivamente c'è questa... E quindi non ci sono neanche date di scadenza per presentare la domanda, si può presentare in qualsiasi momento. Sì. Ecco, Esatto. perché è giusto che i telespettatori sappiano anche questo, no? Parliamo anche di pensioni di reversibilità e modalità di calcolo anche, no? Legate all'importo del coniuge mancato, ai redditi, quindi c'è tutto un insieme di fattori che contribuiscono. Sì, la pensione di reversibilità che è una delle cose più importanti che la riforma pensionistica del dopoguerra ha stabilito, mentre vorrei solo ricordare come battuta che in alcuni posti, per esempio, la pensione di reversibilità c'era solo per gli uomini e non per le donne. Non parliamo del Burundi, ovviamente. Quindi quello che noi abbiamo è una cosa importante e fondamentale che permette alle persone che purtroppo hanno questa sfortuna di rimanere vedovi o vedove, di avere questa possibilità. La pensione di reversibilità viene calcolata praticamente sulla base della pensione che uno percepiva, che la persona deceduta percepiva, viene dato al coniuge, stiamo sul coniuge per essere più veloci, il 60% della pensione che percepiva il coniuge. Ovviamente anche qui dipende perché fino a 20.100 euro, 107 euro non c'è nessuna riduzione, fino a 26.810 c'è una riduzione del 25%, da quella cifra a 33.512 del 40% e del 50% oltre, cioè quindi se io già percepisco una pensione oltre queste cifre, quello che prenderò di pensione di reversibilità sarà ridotto ulteriormente. La presentazione della domanda, questo è importante, va fatta entro l'anno, quindi non serve correre, ma basta farla anche con calma, quindi basta telefonare al patronato ed avere un appuntamento. I documenti perché ha effetto retroattivo? Perché ha effetto retroattivo, quindi non ci sono problemi, anche se uno viene al patronato dopo 3 mesi non c'è nessun problema, basta portare i documenti, avere la data del decesso, la data del matrimonio, codice fiscale, carta d'identità, dichiarazione dei redditi e soprattutto l'IBAN per il versamento sul nuovo conto corrente. Quindi sulla pensione di reversibilità c'è questa cosa. L'ultima cosa che si può dire è che nei casi di persone separate alcune sentenze dei tribunali hanno stabilito che c'è magari proporzione tra il periodo vissuto con una persona e quello vissuto con quell'altra, ma questa è già una cosa più complessa e sul quale non vale la pena entrare nel merito. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, abbiamo dei messaggi, questo è appena arrivato. Vorrei sapere se la maternità può essere inserita agli anni lavorativi. Certo, la risposta è affermativa. Bisogna sapere che tra l'altro non va in prescrizione, quindi soprattutto la parte facoltativa, che molto spesso le nostre donne si dimenticavano negli anni passati magari di recuperarlo, ma non ci sono problemi. La maternità si recupera senza nessun problema. Chi non l'ha fatto, soprattutto sul periodo facoltativo,
invitiamo insomma con calma di venire, perché c'è un modulo da compilare, da dare all'azienda, che poi lo restituisce, quindi poi viene fatto online da parte del patronato. Ecco, avviso importante per i telespettatori: da questo momento potete cominciare a telefonare. Grazie. Sapete il numero, lo vedete, 0432 573517, oppure inviare sms al 351 57 05687. Buonasera, ho 51 anni con 35 di lavoro, di cui 22 full time, attualmente part time. A quanti anni potrei andare in pensione? A 51 anni già pensa sì. ad andare in pensione, un po' prestino mi sembra, no? Per gente come noi sentire 51 anni è già una cosa che crea... È vero che uno deve ancora acquisire il diritto alla pensione, mentre noi ce l'abbiamo già, però diciamo che è un'età dove ancora c'è parecchio da lavorare davanti, anche se devo dire che il numero dei contributi ci sono stati detti, 35 anni di contributi, sono già una buona quota, quindi... Certo. Se le normative non cambiano, se con la pensione adesso che si chiama anticipato, una volta si chiamava di anzianità, potrebbe anche raggiungere quindi il diritto verso i 41 anni di lavoro, ma però insomma io direi di aspettare a dare una risposta precisa, perché non sappiamo nei prossimi anni anche le leggi come si muovono. Ad oggi sarebbe possibile andare con la pensione anticipata. Ho 15 anni di contributi e 69 anni. Posso andare in pensione? Grazie per la delucidazione. Sì, ma io però, siccome parliamo sempre di cose abbastanza approssimative, consiglierei francamente a questa persona di non prendere solo la risposta, ma a seconda di dove si trova, telefonare al nostro patronato del paese, della città dove lui abita, in modo tale di poter fissare un appuntamento e soprattutto fare una verifica sui contributi per avere la posizione precisa e quindi sotto questo profilo poi vedere esattamente come inoltrare la domanda. Vorrei sapere quale sarà la pensione netta con un calcolo di pensione lorda pari a 1.880 euro. E qui devi metterti a fare un po' di conti. Qui, Hai la calcolatrice? È quasi più una cosa, non glielo dico in modo preciso, ma diciamo che è più quasi un problema di CAF che non di patronato, certo. In quanto stiamo parlando di una cosa. Bisogna dire che normalmente per un lavoratore la trattenuta sulla busta paga, essendoci anche un contributo previdenziale di circa il 10% più la trattenuta fiscale, è sempre più alto. Quindi come pensionato direi che se uno approssimativamente calcola il 25% di IRPEF ci può stare tranquillamente, quindi avere il calcolo preciso, basta sottrarre il 25% di 1880, non è la cifra precisa, ma mi sembra che la persona più che avere la cifra precisa voleva sapere più o meno come potrebbe essere. Più o meno? E quindi sono 250, 2 per 8, 16, sui 1.400 euro penso 1.400 che ci possa stare. Angelo. Sì, Ti abbiamo lasciato riposare. Sì, anche perché... Adesso devi fare anche tu la tua parte in trasmissione, sì, no? Anche perché mi pare che tu dovessi aggiungere un qualcosa. Sì, volevo aggiungere un qualcosa riguardo diciamo l'assegno unico per i figli, che mi sono dimenticato prima di precisare che la domanda, sempre naturalmente per la parte degli autonomi e per i non percettori di assegni familiari, la si può fare entro il 7° mese di gravidanza. Questo è importante, sì. Mi sono dimenticato di dirlo prima, ecco. Poi volevo anche dire, per quanto riguarda, importante, il reddito di emergenza, che non era in scaletta ma lo devo dire, reddito di emergenza che col contributo economico compreso tra i 400 e gli 800 euro al mese, che è stato instaurato in seguito alla pandemia. Diciamo che la prima scadenza era già posticipata al 31 maggio, che ricordava il reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio, che quella sono già rinnovate le domande, però sono in arrivo ulteriori 4 quote per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, con scadenza domande entro il 31 luglio 2021. Ecco, ancora non abbiamo aperto ancora le domande, ma sapere che è stata aperta questa possibilità. Naturalmente il REM ci sono sempre i soliti, diciamo, valori economici da rispettare, con l'ISEE,
un patrimonio immobiliare inferiore ai 10.000 euro e in ISEE inferiore ai 15.000 euro. Ecco, questo poi rimangono il quadrato generale rimane. Ecco, diciamo che i percettori di reddito di cittadinanza non possono chiedere il reddito di emergenza, così pure quelli che hanno la pensione diretta, così pure quelli che hanno un contratto di lavoro subordinato, diciamo, o contratto di collaborazione. Queste sono le date, insomma, le cose importanti da sapere. Volevo sapere, io avrò 67 anni a settembre, quanto tempo prima devo fare la domanda di pensione? Boh, allora, se sta lavorando, come mi sembra di aver capito, io consiglierei di fare questa cosa qualche mese prima, anche 5-6 mesi prima, se non ha una situazione ben precisa della pensione, venire alla sede sindacale in modo tale di poter elaborare già in tempi brevi un estratto conto, in modo tale che questo gli permette anche di capire esattamente quanti contributi ha, se deve fare delle operazioni di recupero di qualcosa o di qualche altra cosa che ci può essere nel corso della sua vita lavorativa e quindi intervenire. Quindi telefonare alla sede del patronato per avere l'appuntamento e dire qual è la sua posizione in modo tale che anche noi riusciamo poi a fissare gli appuntamenti in base anche al tipo di problematica che la persona ha. C'è una telefonata, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io mi chiamo Rosanna e volevo fare una domanda a proposito di reversibilità. Prego, signora. Dunque, io percepisco l'80% di reversibilità perché ho un figlio disabile. Al televisore, signora sì? Rosanna, ha il televisore troppo alto, forse il volume, allora è un po' disturba l'audio, sente che ci fa un po' di eco. Se lo potesse abbassare ci farebbe una grande cortesia. Ok, l'ho abbassato. Grazie signora. Sì. Quindi ripeto la domanda. No, l'abbiamo sentita, abbiamo sentito. Però volevo anche aggiungere che mio figlio non è a mio carico perché percependo 3.900 di questa reversibilità pari al 20%, quindi non è a mio carico. Volevo sapere un giorno, quando io non ci sarò, mio figlio che versibilità avrà di questa pensione? Sì. Ivano? Allora, la reversibilità è prevista ovviamente non solo per il coniuge o altro, ma anche per il figlio. Per esempio, per il figlio è il 70% della pensione, ovviamente, che uno percepiva. Sì. Quindi deve fare un po' di calcolo, 70% di quello che lei sta percependo adesso. Però mio figlio, quando faccio la dichiarazione dei redditi, non dichiaro dichiarazione dei redditi. Quindi un giorno, quando io non ci sarò più, lui che reversibilità potrà avere della mia pensione? Come le dicevo, per il figlio è previsto il 70%. Della pensione che lei sta percependo. Quando io non ci sarò percepirà il 70%? Esatto. Ah, vabbè. No, perché avevo sentito, siccome mio figlio non è a mio carico, che probabilmente non avrà diritto a niente. Suo figlio è suo figlio, punto. È ovvio che nel momento in cui adesso lei c'è è una cosa e quindi a suo carico, ma nel momento in cui, speriamo il più tardi possibile ovviamente, non è più a suo carico, quindi ha diritto a percepire la pensione di reversibilità. La mia pensione di reversibilità. La ringrazio molto. Signora Rosanna, da dove ci chiamava? Da dove ci sta chiamando? Vicino Cividale. Va bene, grazie signora per aver chiamato. A lei, grazie. Buonasera. Andiamo avanti anche con Angelo, però io un attimo, prima di affrontare un altro argomento che appunto intendi approfondire, io volevo sentire anche come sta andando proprio il tuo lavoro, il volontariato che stai facendo come agente sociale. Sì, diciamo che il volontariato che stiamo facendo nel Codro di Pese, che penso che sia poi uguale in tutte le sedi nostre dell'Udinese e Bassa Friulana, diciamo, abbiamo un grosso movimento di persone, siamo contenti di avere questo flusso.
perché noi diciamo che più persone entrano nei nostri uffici, nelle nostre sedi, per noi è sempre un risultato positivo. Poi li diciamo sempre, poi generalmente anche tornano per chiedere determinate cose, questo è un arricchimento per loro sicuramente e anche per noi. Noi poi abbiamo a disposizione gli uffici sia del CAF sia del patronato e poi anche, possiamo anche in presa diretta metterci in contatto con Udine nelle varie sedi, anche per quanto riguarda le problematiche dei lavoratori, per cui diciamo noi in questo momento siamo molto contenti di questo. Ecco. E poi dobbiamo dire la verità, siamo stati durante la pandemia, abbiamo sempre accettato le persone, non abbiamo mai lavorato per appuntamento, per cui abbiamo sempre seguito le regole, diciamo, della pandemia, naturalmente, e questo ci ha aiutato anche ad aiutare i bisogni di molte persone. Le domande che più ci fanno che sono sicuramente quelle del reddito di emergenza e poi diciamo quelle normali del 730, quelle dell'ISEE, come farlo, cosa serve, tutte queste cose e poi delle problematiche anche riguardante il lavoro, proprio il lavoro diretto dei lavoratori che noi in qualche maniera giriamo ai responsabili di categoria, questo è quanto noi facciamo. Però diciamo che in linea di massima abbiamo un buon rapporto con le persone e di questo siamo contenti. È anche un modo questo per invogliare anche altre persone a dedicarsi al volontariato, certo, come state facendo voi in sostanza. Certamente. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi c'è ancora un messaggio al quale dare risposta. Tu tieniti pronto. Ok. Va bene? Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Messaggio. Volevo sapere se la cassa integrazione in deroga Covid per i lavoratori della ristorazione continuerà anche oltre il 30 giugno, considerato che per molte aziende di questo genere la ripresa sarà lenta e graduale. Direi di sì, anche se le cose vengono stabilite ovviamente man mano con i decreti da parte del governo, però ovviamente fin quando la vicenda purtroppo della pandemia ci terrà in allerta, è ovvio che soprattutto per quei settori la cassa integrazione in deroga ovviamente e giustamente proseguirà in modo di tutelare il più possibile i lavoratori. Ecco, volevo segnalare a un nostro amico o amica telespettatore o telespettatrice, non chiamarci sul numero 351 57 05687. A quel numero si possono inviare solo SMS per la diretta 0432 57 3517. Ecco, vedi, infatti continua a chiamarci, su questo telefono. Allora, con Angelo avevamo lasciato in sospeso ancora un tema, l'assegno del nucleo familiare, detto assegno di vedovanza per pensioni, no? Sì. Questo da lavoro dipendente. Ci tengo a dirlo e anche a ripeterlo perché molte persone ancora o non sono a conoscenza o probabilmente non sono a conoscenza. Ecco, se in una famiglia c'è una persona, o una persona che vive sola che ha un assegno, che ha una pensione e ha un'invalidità del 100%, molto probabilmente sarà di reversibilità. Se è di reversibilità per pensione SO, praticamente per pensione del lavoro dipendente, può chiedere quel famoso assegno mensile che dà un massimo di 52 euro al mese, che è importante, che può essere richiesto, se per caso ci fosse una dimenticanza di averlo fatto prima, anche per 5 anni indietro. Ecco, questa richiesta può essere fatta direttamente al patronato. Ecco, per cui invalidità del 100%, essere vedovi o vedova,
con una pensione che si percepisce di una SO praticamente derivante dal lavoro dipendente. Questo, ecco, ci tenevo a dirlo perché molte persone ho capito che ancora non se lo ricordano, non lo sanno. E comunque fino a 5 anni indietro. Fino a 5 anni indietro, come gli assegni familiari che si possono chiedere indietro per 5 anni, lo stesso vale per l'assegno di vedovanza. Ecco, invece, è concluso Angelo? Prego. Sì. Allora, per Ivano invece il quesito, altro quesito, domanda di riscossione dei ratei maturati e non riscossi. Sì, purtroppo anche questa è una casistica che riguarda soprattutto le persone che hanno il genitore di solito che muore, che non c'è più neanche l'altro e devono venire a chiedere i rati. Ecco, anche in questo senso non c'è bisogno di correre, si può venire, fare la richiesta tranquillamente, quindi venire al patronato. Si possono avere perché, per esempio, il rateo di tredicesima, se uno muore a metà anno, uno ha maturato 6 dodicesimi della tredicesima e quindi sono cose che vengono date agli eredi, ovviamente anche lì venire con, se sono 3 figli, 3 IBAN, perché l'INPS versa ovviamente sul, se no bisogna avere la delega che uno dà agli altri. Stiamo parlando generalmente di piccole cifre, però sono cifre sulle quali vale la pena, perché è un diritto della persona che erede. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono il signor Cenedese Alvaro. Buonasera. Io da dove ci chiama? Praticamente un pensionato Sì? con un'invalidità tra il 67 e il 99. Ho convissuto, sono l'unico che ha la cura per mia mamma, no? Lei attualmente in casa di riposo, non so quanto vivrà. Lei ha anche una rendita INAIL e se in caso di morte spetta qualcosa anche a me oppure no della rendita? No, se lei ha già una pensione o redditi, è ovvio che spetta solo nella condizione di avere ovviamente di non avere redditi, di essere praticamente io ho la mia pensione. Lei percepisce una pensione? Com'è? Lei percepisce una pensione o ha un reddito? Percepisco la pensione e l'importo che prendo è 1.214 al mese, no? Ecco. E quindi ovviamente non può averla, ovviamente. Appunto, grazie. Okay. Grazie della risposta. Va bene, Però, grazie a lei. Grazie a lei. Bisogna essere dotti nelle cose, perché non basta mai a sapere. Ecco. Grazie per aver chiamato. Non ci ha detto da dove però, da dove ci sta chiamando. Allora io chiamo, adesso mi trovo a Ronchi dei Legionari. Da Ronchi dei Legionari. È nostra curiosità, giusto per capire da dove ci chiamano le persone. Giusto sapere, Va perché bene. a parte io sono residente nel Veneto perché mi ero staccato dai miei genitori, poi ho dovuto prendere per la mamma diventata cieca una casa più idonea, i fratelli, però comunque sono riuscito con fatica a pagare anche questo appartamento. Va bene. Adesso la mamma è in casa di riposo e sta praticamente facendo il trapasso la mamma. Mi dispiace molto. Dopo ieri l'ho vista e non risponde con parole, però io facendogli le carezze e dopo gli ho dato la mano a capire che ero io, perché purtroppo Certo. sì, però è bello a percepire la persona anziana come si comporta e riconosce quale figlio va a farla. Certo, le mamme sentono sempre tutto. La ringrazio per aver chiamato, tanti auguri. Va bene? Grazie. Buonasera.
E qui in studio allora dobbiamo parlare anche, abbiamo un minuto, ce la fai a parlare delle domande per il bonus edilizio? Sì, ecco. Velocemente perché poi dobbiamo chiudere. Velocemente vuol dire solo, cioè noi vi chiediamo quindi alle persone che pensano di utilizzare il bonus del 110%, devono sapere che il CAF ha delle persone esperte che possono dare delle informazioni, delucidazioni eccetera, e quindi sia se uno deve fare per scalare i 5 anni il bonus, oppure si deve fare il credito d'imposta con la banca, vi chiediamo di telefonare al CAF che vi può fissare un appuntamento, quindi a dare le informazioni più precise relativamente anche a come utilizzare questa possibilità che va bene per l'occupazione, ma va bene anche per poter mettere a posto la propria casa. Bene, siamo giunti al termine della trasmissione. Ringraziamo Angelo Zanello, che ricordiamo essere agente sociale FNP CISL del Codripese, e Ivano Monguzzi, che è coordinatore sociale dell'FNP di Tricesimo. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito, e noi con la rubrica Sportello Pensionati ci vediamo sempre in diretta mercoledì prossimo alle 18:15. Mi raccomando, puntuali, seguiteci. Alla prossima settimana, arrivederci. Buonasera a tutti. In collaborazione con FNP CISL Udine.